Cosa so io di Trieste? So che mia nonna, friulana di Buia, negli anni 30 lavorava nei pressi di Piazza Unità, in una tetra cucina sotterranea, sfruttata da padroni ebrei, e che quando dopo settimane rivide il sole, rimase abbacinata e svenne. Il problema di scottante attualità è quello razziale. So che in mezzo a quelle 200.000 persone che ascoltarono Mussolini annunciare le leggi razziali il 18 settembre 1938 c'era anche nonna Teresa, che salutò il duce romanamente, come tutti. E per fortuna che la sua battuta, la merda alta così, fu coperta dalle grida della folla osannante. So che al caffè Rex, mio nonno, marinaio della Regia Marina, da una finestra sbirciava mia nonna mentre confezionava le bustine dello zucchero e se ne innamorò. Per me, che abito a Udine da quando sono nata, Trieste è prima di tutto la strada costiera. 1000 volte l'ho percorsa, ma è sempre nuova. Eppure il lungomare di Barcola, popolare e stracittadino, lo sento più familiare. Mia madre, che è di origine calabrese, preferisce di gran lunga queste acque profonde e azzurre al mare pallido e sabbioso di Grado o Lignano. So che su questi palazzi, nell'immediato dopoguerra, sventolavano numerose bandiere americane e inglesi e i bar traboccavano di divise straniere, spie in cravatta e faccendieri balcanici. Trieste non era ancora del tutto italiana, ma già si beveva la Coca-Cola e si ballava il boogie boogie. In Piazza Unità il tempo fluisce con grazia e lentamente. Qui, mio padre cercò di convincere un gensinaro a sponsorizzare un suo progetto di film. Il tentativo fallì. Sulle rive, la vita è un fluire continuo. Ancora oggi mia madre mi rimprovera il fatto che durante alcune passeggiate regolarmente mi addormentassi sul passeggino. Pur avendola visitata, non mi ricordo niente della vecchia pescheria stile Liberty, ora trasformata in centro espositivo d'arte. Forse mi risuonano ancora all'orecchio i richiami dei pescivendoli, ma certamente non mi sembra di aver mai visto i pinguini nell'acquario, lì accanto. Stento a credere che in questa vietta, nel 69, dei ventenni come mio padre contestavano i prof baroni. Andavano di moda gli esami di gruppo e tutti correvano a sentire le lezioni di Giuseppe Petronio. Trieste non mi riserva solo ricordi. Oggi ci abita mio fratello, ha 2 bambini e una bella moglie austriaca. Tutti e 2 vivono con disinvoltura la città e la amano, come la maggior parte di coloro che hanno scelto Trieste come seconda patria. L'attrazione fatale di Trieste ha stregato anche un giovane regista teatrale napoletano, Tommaso, il mio fidanzato, che ha comprato casa in via Stuparic. La via è un po' l'emblema delle numerose strade in salita presenti in città. Una pendenza pazzesca e l'impossibilità per me di parcheggiare decentemente l'auto. In casa si sta bene, anche quando fuori fa caldo.
attraverso le finestre entra la fresca arietta proveniente dal Carso. E di notte, nel dormiveglia, lo strillo rauco di un gabbiano mi ricorda che sono in una città di mare. Con Tommaso ho cominciato a frequentare e apprezzare i musei cittadini. E come tutti, ci sediamo spesso con la dovuta languidezza nei numerosi caffè. Con i triestini spesso mi capita di lavorare e forse comincio a capire fino a dove arriva e si irradia la città. Quando arriva dove siamo noi. E l'anno scorso, in città e a Momiano, in Croazia, ho fatto il backstage di un workshop internazionale di cinema. Da giovane studentessa ho intervistato il pittore triestino Spazzal, a cui gli sloveni hanno dedicato persino un museo, oltre confine, a San Daniele del Carso. Per Telecapodistria ho realizzato un programma comico-musicale con l'amico Ricky, che ora vive a New York. Trieste va oltre i suoi confini politici, perché i triestini portano Trieste sempre con loro, dovunque. Trieste ha anche un confine interno che sembra dividere il passato dal presente. In questa città si va e si torna. A Trieste hanno vissuto e fantasticato i miei nonni. Ora alcuni della mia famiglia ci ritornano, con convinzione. Forse un nuovo inizio? Non so, chissà.